settimana l'invito ci arriva da Villa Marcello Giustinian. Vado subito a Mogliano Veneto. Eccoci a Villa Marcello Giustinian con Thomas Scalco, il proprietario, e Christian Bio invece il direttore marketing. Christian, una villa con un nome che è altisonante, che ha un'origine storica importante, spiegaci un po' da dove deriva. Assolutamente sì, questa villa è appartenuta a due famiglie importanti, la famiglia dei nobili Giustinian e del doge Marcello. La villa risale alla fine del 1600 e nel 1700 ha avuto un'importante ristrutturazione interna. Però c'è una sala che è rimasta originale, come nel 600. Certo, è rimasta originale la sala caminetto, che vanta una caratteristica molto particolare, che è uno specchio da cui all'interno ci si specchia normalmente e dall'altra parte della stanza fa un effetto trasparenza che permetteva alle guardie del doge di poterlo monitorare e tenere sotto controllo in caso di necessità. Quindi siamo in una location ricchissima di atmosfera, ma all'interno di questa villa quali altri servizi offrite? Quindi che sale abbiamo, che capienza, cosa possiamo farci? Guarda, proprio qui sopra di noi, al piano nobile, abbiamo la possibilità di ospitare meeting e convegni in una sala caratteristica con degli affreschi e con un balcone che dà sul nostro parco di quasi 5.000 ettari, quindi una visione indubbiamente mozzafiato. Lo stesso piano nobile può trasformarsi all'occorrenza in una sala ricevimenti ed aggiungendosi a tutte le altre stanze del piano inferiore possiamo raggiungere fino a 400 coperti. E se volessimo fermarci a dormire? Certo, potete farlo in una delle nostre 47 camere. L is for the way you look at me. O is for the only one. Ed eccoci in questo magnifico parco che ha una caratteristica particolare, è dotato di 3 bellissimi laghetti. È una nostra bellissima caratteristica, uno dei 3 laghetti addirittura un isolotto, un parco che offre anche una bellissima tensostruttura che può ospitare degli eventi come il wedding che oggi abbiamo il piacere di ospitare. Ed ora, Christian, siamo nel luogo dove prossimamente sorgerà un'incantevole piscina e quindi potremo fare davvero tanti eventi. Eventi da alcune migliaia di persone anche grazie al nuovo parcheggio che potrà ospitare fino a 300 autovetture. Finalmente potremo organizzare dei fantastici pool party, degli aperitivi serali e delle cene a bordo piscina romantica. Wonder why it don't move, trying to get ahead. Ma io so che voi avete una chicca, davvero una particolarità che vi contraddistingue, c'è una bellissima chiesetta. Noi siamo l'unica villa nella provincia a poter ospitare un matrimonio con rito religioso grazie ad una bellissima chiesetta ancora consacrata. Allora io vi ringrazio per l'invito e per averci guidati, adesso io vado a farmi un giretto. Ed è stato un piacere ospitarvi. No money, no house, no car can beat love. Vedo che gli altri ospiti stanno arrivando, io quindi mi unisco alla festa aspettando il prossimo invito a nozze. Watch us open mouthed as we joke around like fools. See who can be